e poi di Osu de Cappella e a largo Dracaris. L'allungo di Tezzaramonte, che cavallo che è questo qui, sempre col filo d'appoggio, quando dice di allungare, allunga Tezzaramonte, inseguito da Orizzonte con Dracaris e conferma 7 su 7. Settima vittoria su 7 la carriera del cavallo di Tezzaramonte. Guardate qua. Francesco Brocca, 7 su 7 per Tezzaramonte, penso che sia questa una grande soddisfazione e penso che siano tante di questo cavallo. Sì, bellissimo, soddisfattissimo. Senti, oggi non se l'ha portata da casa, ho dovuto impegnare Michael, però una volta chiamata ha reagito in progressione. Sì, ma gli avevo detto, se dovessero andare alla morte lasciali andare, fai la tua corsa. A volte c'è qualcuno che ci prova, è giusto così, perché ognuno... Io avevo sempre paura di tutti, però poi alla fine è stata la grande. Sì, La dedico sempre a mia figlia. certo, un pensiero sempre a Pietro. Ora l'unica tappa rimane Follonica il 14, obbligatoria, ma può anche non andare, adesso aspetterà a te, cosa può essere un obiettivo? Vediamo come esce, poi le corse si fanno pian piano. Bisogna vedere come escono sempre i cavalli dalle corse. Dal viaggio, perché oggi non siamo in Sardegna. Anche il viaggio. Ok, complimenti Francesco per questo splendido cavallo. Grazie. Come avrai sentito, super acclamato anche qua dai giornalisti locali, perché comunque 7 vittorie su 7, mi sa che è l'unico anglo-arabo nel nuovo millennio che ci è riuscito, quindi complimenti a te, a Piero e a tutti. Grazie. Michael Arras, da domenica oggi diciamo che è un po' più atteso rispetto alla corsa di Memo, Tezzaramonte, atteso un po' da tutti, oltre mare pure oltre la Sardegna. Oggi, come ha detto a Francesco, un po' affaticato, ma no, alla fine l'ha risolta da gran cavallo che è. La risolta da gran cavallo che è. Poi oggi sul terreno lui è un controterreno. Secondo me oggi è la corsa dove ha faticato di più è oggi. Tu dici che è il terreno che lui non ha digerito bene. Non è bravo, non è a suo favore. Però ha vinto. Ha vinto perché c'ha la qualità. Sì, ti hanno messo un po' di difficoltà dall'altra parte, ha iniziato a richiamarlo, Sì, anche perché lui se lo lasci stare magari è un cavallo che non ti dà tanto. Devi sempre sollecitare. E poi anche di là, come dico io, secondo me per il terreno, perché lui è un cavallo che se gli viene vicino ti riparte sempre. Oggi faceva fatica a ripartire. Sì, paure svanite quando si è entrato ai 300 finali, perché poi quando ha preso la pedalata ha travolto i rivali, ha vinto la 7ª corsa in carriera, la terza con te o la quarta, ora non mi ricordo, comunque complimenti a te che c'eri in sella e in bocca al lupo. Grazie.